scusate se mi fuoco perché sono un agricoltore e purtroppo vivo tutti i giorni questi problemi. Il consorzio agrario. Il consorzio agrario stiamo tentando di dare una sterzata nel settore cerealicolo. Filiere, produzione di qualità. Adesso quest'anno inizieremo anche con un'altra iniziativa, non voglio citarla, la citeremo più avanti, pur di portare un valore aggiunto ai produttori del grano duro, perché ne abbiamo veramente bisogno, perché se quest'anno c'erano 22.000 ettari, l'anno prossimo molto probabilmente ce ne saranno 10.000 e più in là si andrà peggio. Allora non ho citato il tema crasi, perché non lo sappiamo, perché molto probabilmente dovremo importare tutto il fabbisogno, anche perché mangiare il pane col grano cinese o da qualche altra parte del mondo. Questa è la realtà. Allora, tornando al problema del consorzio, il consorzio indubbiamente fa quello che può, siccome è amministrato da agricoltori, produttori cerealicoli e abbiamo tutto l'interesse che il grano si semini, il grano si produca, però ci dobbiamo organizzare e io qui mi rivolgo al dottor Sedda che rappresenta l'assessorato, è un problema nostro, vostro e di tutti i cerealicoltori sardi, perché se noi non ci svegliamo non affondiamo, siamo già affossati, ma è come diceva un altro interlocutore in un altro convegno, non serve più il medico per l'agricoltura, serve il becchino, perché a questo punto siamo morti. Grazie. Grazie. Queste cose su Camposanto legge Lampo. Lo so, purtroppo è vero, sì. Andiamo dal mugnaio Agostino Galleu del Molino Galleu di Ozieri. Grazie. È acceso? Allora, io sono Agostino Galleu del Molino di Ozieri. Giustamente sono veramente in imbarazzo perché non saprei da dove iniziare. Si è parlato di grano, si è parlato di pane, si è parlato di organizzazioni sindacali, di programmi che da anni noi sentiamo. Però una delle prime cose che vorrei dire all'ultimo relatore è che da un quintale di grano non si potrà mai avere 80 kg di prodotto finito. Bisogna dire e approfondire un discorso che quando non lo si conosce è bene non toccarlo. Che poi questo prodotto sul mercato sia di 50 euro, bisogna riconoscere anche questo, che il mercato oggi non è quello. Per cui è bene andare a dire esclusivamente le cose che noi veramente conosciamo. Non mi interrompa, per favore, perché io non l'ho interrotto. Scusi, i dati che gli ho dato io sono sulla borsa di Bologna di ieri. No, io sto parlando non della borsa Merce di Bologna, ma del mercato locale. Chiaro? Allora, no, dobbiamo. Poi, che il grano, che i nostri prodotti siano fatti da diversi grani, che siano poi prodotti che vengono da fuori, è tutto un discorso. Perché vengono da fuori? Perché mi ha parlato di consorzio agrario? Perché non ritorniamo indietro nei consorzi agrari, e io coinvolgo in questo caso anche le organizzazioni sindacali, che sino a ieri sono rimasti così. Guardare dove e quale cadavere doveva passare sotto la finestra. Il consorzio agrario negli anni 50, 60 e 70, in tutti i paesi della Sardegna, c'era il magazzino del consorzio agrario, dove l'agricoltore andava
a depositare e a vendere il grano, che in base alle sue qualità e alle varietà veniva retribuito. Un unico mercato. Chi lo faceva? Il consorzio agrario, perché noi dovevamo attingere dal consorzio agrario. Non c'erano diverse organizzazioni per poter fare o concorrenza o portare delle cose diverse e così via via. Per cui avevamo un mercato omogeneo, sicuro del prodotto che noi stavamo comprando. Oggi questo non c'è più, mi si dice che lo si sta riorganizzando, ma avete perso 50 anni. Oggi il grano, che cos'è il grano? Perché il pane, dicevano come per il vino, si può fare anche dall'uva il vino, vero? Anche il pane. Certi componenti del pane, parlava giustamente il presidente che viene fatto con dei prodotti che noi non conosciamo, arriva già precotto, che lo mette sul mercato. Ma e noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo rifare tutto, è tutto da rifare. In quale maniera possiamo riuscire a risalire la corrente? Prima di tutto, e mi rivolgo giustamente al suo appello, che siamo noi stessi che dobbiamo offrire i nostri prodotti. A Nuoro, lei ha citato qualche cosa. Io con professor Fares, non so se voi lo conoscete senz'altro, in una delle tante riunioni del consorzio del pane Carasau, dice andiamo a pranzo, ma dice no dai, io ho fretta perché dobbiamo rientrare, ma troviamo un locale e ci prendiamo un panino. Ma l'avesse fatto, ci siamo fermati, non dico il locale, siamo entrati e ho visto nella vetrina i panini. Ho detto, ma non è che c'ha quel pane particolare che a Nuoro, tipo queste pagnotte che sono stupendi. No, dice, abbiamo solo questi confezionati. Da dove vengono? Da Milano. Da Milano, imbottiti. In qualsiasi ristorante noi andiamo, che lei citava, dobbiamo sottolinearle queste cose. Non ci offrono non del Carasau, ma neanche i nostri formaggi. Nessuno, in nessuna parte. Come si può valorizzare tutto questo? Ci sono i modi, ci vuole un po' di buona volontà, un po' di attaccamento al lavoro, ma diciamo unirci, che siamo pochi e maleducati, per riuscire a poter usare una strategia riguardo di questo. Da dove dobbiamo iniziare? Prima di tutto dobbiamo diventare imprenditori agricoli, non voglio insegnare niente a nessuno, però l'imprenditore agricolo deve seminare quello che il mercato chiede. Che cosa chiede il mercato? Nessuno delle categorie ci ha mai chiesto qual è il fabbisogno del prodotto che noi possiamo dare ai trasformatori per avere un buon prodotto. Nessuno. C'è una confusione sui grani che noi abbiamo. Sono tante varietà di grani. C'è il grano duro e c'è il grano tenero. Ma c'è grano duro e grano duro. C'è il grano duro per la produzione della pasta, che è un discorso a sé, ma c'è un grano duro per la produzione del pane. Sono caratteristiche diverse. Dobbiamo puntare su quello. E noi ci stiamo salvando, se così vogliamo dire, perché abbiamo iniziato a fare un discorso improprio dei contratti di coltivazione.